Allora, qui siamo di fronte a un esempio importante di come si può, dal punto di vista, diciamo così, strutturale, rendere anche questo, l'irrigazione sostenibile, è un tema di grande attualità. Certamente la risorsa idrica è sicuramente una delle risorse, uno dei mattoni della vita, una risorsa molto importante. Il tema della disponibilità è al centro del dibattito internazionale, è quindi doveroso da parte di tutti e di chi come Ambi gestisce questa risorsa anche a livello locale come qui in Veneto, farlo in modo sostenibile. Ed è questa un po' la direzione che intende prendere l'Ambi e con il supporto anche e il contributo dell'Università di Padova. Comprendere, conoscere, misurare il sistema e il problema, nonché anche il valore legato a questa risorsa, per poter guidare le proprie decisioni verso dei sistemi più sostenibili. Quindi in questo momento è in corso uno studio? Lo studio adesso è in fase di progettazione, progettualità, stiamo collaborando al fine di identificare qual è la strada migliore per poter rendere attuativo quanto oggi è di fatto un progetto di grande respiro però. Un progetto di respiro perché consentirà di fatto di disporre di uno strumento decisionale basato su basi scientifiche, quindi di fatto solido, che consentirà quindi di prendere decisioni che massimizzano gli aspetti della sostenibilità. Non dimentichiamoci che quando parliamo di sostenibilità parliamo di un valore ambientale sicuramente, che già è riconosciuto a questo sistema, ma parliamo anche di un valore economico molto importante, nonché di un valore sociale. Ritorno quindi chiudendo a dire che l'acqua è uno dei mattoni della nostra vita. Grazie.